Dottore, inquinamento alle stelle, in questi giorni siamo destinati a girare tutti con la mascherina per preservarci dallo smog? Sicuramente la mascherina qualche cosa di beneficio lo può dare, ma non è una misura che possa modificare radicalmente questa situazione. Situazione che ha visto un aumento dei ricoveri a causa dello smog. C'è un incremento di ricoveri, c'è un incremento di mortalità, specie per malattie respiratorie e cardiovascolari. Il primo organo a essere colpito è il polmone, ma anche a livello cardiovascolare, perché queste sostanze tossiche, oltre a produrre un'infiammazione cronica, vengono assorbite, vanno in circolo e colpiscono anche le strutture vascolari. Ci sono dei sintomi che ci avvisano di questo? Beh, signori, chiaramente la tosse, la mancanza di respiro, l'affanno, gli edemi, che vuol dire il gonfiarsi a livello delle caviglie, eccetera, possono essere un indicatore d'allarme. Come potersi preservare se si riesce dall'inquinamento? Primo dato, specie per le persone anziane, per i piccoli e per i malati, non uscire nelle ore in cui c'è maggior traffico. Se uno deve uscire, sicuramente una mascherina, ma la banale sciarpa, sicuramente scegliere dei tragitti che siano al di fuori del traffico. Inquinamento che peggiora con la nebbia perché mantiene le polveri sottili in sospensione. Attenzione anche all'inquinamento interno alle nostre case. Noi viviamo per più del 90% del nostro tempo chiusi in qualche struttura, dalle case alle scuole, alle palestre, eccetera, e quello è un inquinamento un pochino più sottile, ma anche quello può produrre danni. Sicuramente tra l'uscire nel traffico in pieno inquinamento e stare a casa è preferibile stare a casa.